L'obiettivo in qualche modo è chiaro, quindi parto direttamente dalla fornitura. La fornitura che ha come cuore, per intenderci, la smart card che è un oggetto hardware che è definito da un produttore, in questo caso un Overture, con un'anima che è quella della Certification Authority, che dà anima appunto e vita alla smart card inserendo il certificato, nel caso specifico di sottoscrizione, ed uno di autenticazione, che hanno chiaramente valori, ne abbiamo sentiti, di diverso tipo, diverse funzionalità. Quindi il mondo, per intenderci, delle smart card, come diceva il mio collega Roberto. Dall'altra c'è poi il mondo informatico, quindi Active in sistema di dominio Microsoft, e quindi la necessità di fare in modo che queste smart in maniera semplice possano arrivare nelle strutture informatiche, cercando di rendere questa operazione semplice. Nella discussione di prima sentivo parlare del concetto di Registration Authority, no? Che è portare sostanzialmente le funzionalità della Certification Authority dentro una struttura. Questa operazione non è banale o semplice da tantissimi punti di vista. Da un punto di vista prima di tutto tecnico, significa portare i servizi, quindi web service, che sono nella CA in maniera sicura all'interno della struttura, quindi con un sistema, quindi, che noi chiamiamo postazione di missione, che permette poi da carte plastiche, quindi che non hanno di fatto anima, ad essere personalizzati da un punto di vista grafico, magari con banda magnetica e altre personalizzazioni, e un certificato che viene realizzato runtime direttamente chiedendolo alla Certification Authority. Questo aspetto ha valore ancora di più se ci poggiamo su un database esistente, nel caso specifico Hackdirectory, e se poi alla fine della produzione della smart card gli diamo un valore aggiunto, quindi non solamente ad esempio di firma, che sicuramente è un valore importante, ma anche ad esempio l'accesso al PC, l'accesso alle applicazioni, l'accesso fisico alle strutture. Infatti uno dei punti importanti delle smart card non è la smart card in sé, ma è proprio i servizi che si vanno a costruire intorno, un po' diciamo puntando anche sul valore di badge, che seppure viene visto come secondo aspetto è un valore invece importante, perché quello che si ha è che si ha un unico strumento identificativo, che tra l'altro poggia su un unico DB su cui convergono diversi servizi. Infatti, poi vedremo meglio, la smart card su cui si è puntato è una smart card che non si ferma a un chip contatto, ma va oltre, e vedremo poi meglio nel dettaglio. Riprendendo questa composizione della fornitura, quindi abbiamo parlato di smart card, che è il cuore, la postazione di emissione che serve sostanzialmente a emettere fisicamente la carta, quindi composta da una stampante per smart card, un software di interfaccia che parla con la Certification Authority di riferimento e che quindi porta quei servizi della Certification Authority all'interno della struttura, il software di interfaccia Catalyst, un'integrazione lato DB, che nel caso specifico è Active, un appliance che fa da spalle forti alla postazione di missione, poi vedremo meglio nel dettaglio, e un software che permette, quello che dicevo prima, di utilizzare la smart card anche per fare login e accesso al PC. Allora, la smart card si presenta in questo modo, un po' l'avete vista, qualcuno l'ha messa già in produzione, ha quello che noi chiamiamo un offset, quindi ha un'anima plastica termografabile, quindi vuol dire che non viene mandata direttamente sulle vostre strutture già colorata, già personalizzata, ma viene di fatto realizzata al momento. Da un punto di vista grafico, la carta presenta un logo, delle informazioni anagrafiche, un numero ad esempio di matricola, in modo da dargli già un aspetto di badge, ed una immagine, una foto della persona che di sufficiente grandezza in modo da poterla facilmente identificare. Abbiamo anche aggiunto un colore identificativo che per alcune strutture può essere importante, in modo che ad occhio si può capire anche la classe di appartenenza, non so, nello specifico viene messa una riga blu che identifica il ruolo ad esempio all'interno della struttura.
L'aspetto invece, quello legato alla firma digitale e all'ACA in particolare, è dato dal chip Overture, quindi il produttore, per intenderci, del chip, questo processore crittografico che si chiama una modalità CNS Open con un sistema Netlink che rappresenta quell'anima, ecco, importante software del sistema, e la carta al suo interno poi nasconde anche un'altra tecnologia che è stata anche accennata, cioè la versione contactless di questo processore, quindi la possibilità di usarla appunto per sistemi dove in qualche modo nella firma riveste un ruolo importante, oppure si vuole identificare velocemente la persona. Per quale motivo? Perché tutti questi dati che noi stiamo vedendo vengono comunque raggruppati in Active Directory, perché l'obiettivo è quello di avere un unico DB in cui trovare tutte le informazioni. Quindi Mario Rossi, che attualmente si trova in un Active Directory magari con un'anagrafe anche semplice, voglio dire, e forse anche non usata, in questo modo Active Directory diventa un punto importante dell'azienda, perché abbiamo Mario Rossi con codice fiscale, matricola, standard MIFER, quindi consultabile anche per successivi usi futuri, per cui, anche ritornando al discorso di prima, cioè come bloccare le persone all'interno della vita ospedaliera, nel momento in cui io spengo Mario Rossi in Active Directory, di fatto posso bloccare tutti questi sistemi. Il retro della carta, diciamo, si è voluta ottimizzare al massimo lo spazio disponibile, per quanto si parla di 8 cm e mezzo per circa 5, è stato quello quindi anche di sfruttare il retro tipicamente con quella che è la banda magnetica. Per quanto abbiamo parlato di tecnologie estremamente evolute, chiaramente nella realtà di tutti i giorni si hanno a disposizione anche sistemi, chiamiamoli obsoleti, sistemi di controllo accessi, oppure di vario tipo come Sigma se ne parlava, che utilizzano ad esempio la banda magnetica. Quindi sul retro è disponibile una banda magnetica, nel caso specifico ad alta coercività, in cui è possibile personalizzare, sempre con la postazione di emissione e sempre prendendo i dati su Active Directory, la traccia 1, la traccia 2 e la traccia 3. Ancora, sempre per sfruttare al massimo lo spazio, si è anche deciso di mettere un barcode alle spalle per andare su quei sistemi in cui non c'è nemmeno la banda magnetica, ma possiamo ad esempio installare una pistola laser che legge i codici a barre, tra l'altro in standard code 39 che è molto diffuso, e che spara sostanzialmente il codice fiscale nell'applicativo. Tipicamente sul retro della carta vanno anche portate delle diciture, tipicamente se si smarrisce questa carta va consegnata, oppure la carta è di proprietà. Diciamo, l'idea è quella di aver fornito una postazione di emissione in grado di poter poi personalizzare ASL per ASL un po' tutti questi che noi chiamiamo campi variabili. Quindi abbiamo di fatto delle indicazioni che sono ad esempio tipologia di font, posizionamento della foto e via dicendo. Poi c'è sicuramente una libertà, anche perché poi ogni ASL nel suo piccolo ha delle caratteristiche particolari. Non so, mi dicevano ad ASL la necessità di avere un doppio numero di matricola. Quindi è chiaro che ci possono essere diverse necessità, anche per esempio nella banda magnetica. C'è chi usa la banda 2, la traccia 2 piuttosto che la traccia 1. Quindi l'idea è stata quella di dare una linea guida, ma non essere rigidi sotto questo aspetto. Diciamo, su questa slide ho cercato di dare un po' l'idea di come avanza un progetto di questo tipo, no? Anche per dare l'idea dell'impegno che è dietro un progetto di questo tipo. Alcuni di voi sono posizionati ancora nella raccolta dei requisiti, altri si stanno avvicinando alla stato di emissione. Sostanzialmente in questo progetto c'è una fase in cui si conosce l'architettura dell'ASL su cui si vanno a fare le installazioni, una raccolta quindi di quelli che possono essere lo stato del sistema Active Directory, che è dove sostanzialmente il DB su cui ci poggiamo, quindi com'è lo stato del dominio e via dicendo. C'è poi una fase di installazione che è configurazione, in cui sostanzialmente portiamo quegli oggetti di quella fornitura sul cliente, effettuiamo l'installazione, dopodiché c'è una fase più o meno lunga di messa in produzione, in cui gli aspetti grossi tecnici sono stati in qualche modo superati e ci sono delle rifiniture da fare. Un esempio classico è la banda magnetica, dove ognuno in qualche modo negli anni se l'è personalizzata. Allora, da un punto di vista tecnico questo non ha di grosse difficoltà, è più un discorso di raccolta, anche in questo caso, di informazioni, formattare il dato, scegliere ad esempio
che il logo abbia una certa proporzione, oppure che quel colore a cui facevo riferimento prima della striscia blu sia giallo piuttosto altri colori. Però sostanzialmente la vita di questo tipo di progetti in termini di complessità è più o meno questa. Una volta che si arriva alla carta, se vogliamo, definitiva, in cui la grafica ci piace, la banda magnetica è fissata, i dati sono stati messi su Architectory, un po' tutto, ecco, questo giro viene chiuso, di fatto si parte in una fase di emissione che è solamente, bene o male, lavoro, ecco, come posso dire, semplice, in cui c'è una stampante che rilascia delle carte, questi moduli a cui si faceva riferimento che vengono in qualche modo riempiti e rilasciati. Ok, giusto un appunto. Quando prima parlavo della postazione di missione e del concetto di Registration Authority, questo modello non è, per quanto noi lo presentiamo, ecco, nella sua semplicità, non è assolutamente semplice. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io voglio dare una firma digitale a 1000 persone in una struttura aziendale, devo far andare queste 1000 persone alla CA, a Roma o dove questa sia. Portare una registration authority invece all'interno di un'azienda, che cosa significa? Significa risparmiare questi viaggi nel portarsi fuori, ma chiaramente prendersi sicuramente anche una parte di oneri in termini, ecco, di sottoscrizioni di documenti eccetera, ma anche accelerare i tempi burocratici. Quando si devono rilasciare tantissimi certificati, i tempi burocratici possono essere effettivamente altissimi. Un conto è avere quindi una postazione su cui si ha effettivamente il controllo all'interno dell'azienda, e un conto invece dover portarsi direttamente alla CA. I mondi poi CA informatici effettivamente sono piuttosto distanti. Proprio in relazione a questo si è parlato prima dei moduli, per esempio di Actalis, che in qualche modo hanno delle leggere differenze rispetto a quello che ci si aspetta su un sistema di questo tipo. Questo anche a che è dovuto? È dovuto proprio a questa distanza in qualche modo delle CA da questo mondo aziendale. Per quale motivo? Perché la CA pensa a dei sistemi in qualche modo di emissione uno a uno, quindi dove il singolo utente, il commercialista, va sul sistema web, per intenderci, immette a manina i propri dati, se li controlla da solo e clicca invio. Quindi il modulo è pensato per questo tipo di approccio. Noi abbiamo sfruttato un meccanismo completamente diverso, andiamo direttamente sui web service delle CA, lo facciamo con Infocamere, lo facciamo con Actalis, dove chiaramente anche la modulistica in alcuni casi diventa obsoleta, perché tipicamente i web service hanno un approccio diverso, hanno da una parte delle funzioni limitate, dall'altra offrono grandi potenzialità. Quindi ho recepito anche queste note sostanzialmente e fa parte un pochettino proprio di questo sforzo anche nostro della Bit4D di avvicinare sempre più questo mondo dell'ACA verso quello poi delle aziende. Questa premessa, ok, questo è l'aspetto funzionale dell'emissione delle carte, proprio come avviene in termini di flusso. Sostanzialmente alla fine di questa fornitura quello che si ottiene è che un ufficio espone una scrivania con una stampante, con un software opportunamente configurato che parla di fatto con la Certification Authority. Quindi l'utente sostanzialmente si pone, va verso la postazione di emissione un po' facendosi riconoscere, e il risultato è ottenere questa smart card. Questo passaggio tipicamente viene realizzato anche arricchendo i dati. Tipicamente io facevo riferimento ad Architectory come repository di dati. Architectory spesso è vuoto in termini di dati, quindi in realtà spesso la fase di riconoscimento si trasforma anche in dati di arricchimento dei dati. Un esempio classico è la foto. Quasi nessuno ha nei propri archivi la presenza della foto, quindi uno dei nostri aspetti è quello di offrire un'interfaccia proprio software che permetta proprio di arricchire questi campi. Abbiamo parlato infatti anche della banda magnetica, ma anche altri campi come il codice fiscale spesso non sono presenti. Una volta che sostanzialmente si è avuta questa carta, l'utente va via dalla postazione di emissione sia con la carta, con tipicamente un foglio informativo che dà informazioni sulla carta. Ad esempio l'informazione potrebbe essere quella che questa rappresenta una carta di firma digitale,
che sarà accompagnata da un PIN con un numero di helpdesk a cui fare riferimento o in caso di smarrimento, questo tipo di informazioni, e una busta cieca a cui anche prima si faceva riferimento, in cui c'è il PIN e il PUC che controllano la carta, perché la smart card sostanzialmente anche in fase di login sostituisce il vecchio username e richiede al posto di questo un PIN. Quindi, come vi dicevo prima, quindi con questa smart card, oltre a firmare documenti e avere un certificato di autenticazione a validità legale, quindi vuol dire anche potersi in un futuro loggarsi su sistemi remoti che oggi non ci sono, che non conosciamo, può chiaramente potenzialmente accedere alle strutture aziendali in termini software o ancora fisici, tutto inserendo semplicemente il PIN. Quanto vi ho raccontato, diciamo, per idee si trasforma in un software. In un software che, come vi accennavo, questo è proprio uno screenshot del software originale, sostanzialmente è un browser di Hack Directory, mettiamola così. Un browser che presenta agli utenti che possono avere la firma digitale o in particolare l'emissione della smart card. Qui c'è un elenco, si possono cercare sostanzialmente le persone all'interno del proprio archivio, individuarle e metterli in stampa. E c'è anche la possibilità di dividere l'emissione in due step diversi, quindi io emetto da un punto di vista fisico le carte e poi le distribuisco con delle procedure di tipo batch. Questa postazione di emissione nasconde dietro di sé una connessione verso la CA di Actalis da una parte, la connessione verso, abbiamo detto, Hack Directory, e tutta questa regia è realizzata mediante lo Smart Sec Appliance, che per noi è un po' come diciamo veramente le spalle forti della soluzione. Un esempio concreto: i dati di accesso, le credenziali di accesso che la postazione di emissioni sfrutta per arrivare su Hack Directory sono memorizzati nello Smart Sec in questo appliance, così come ad esempio la revoca dei certificati è gestita dallo Smart Sec Appliance. Questa è un'altra fase, sempre della postazione di emissioni, in cui c'è la possibilità sul singolo utente di effettuare data entry, scegliere ad esempio il profilo. Quella linea blu a cui facevo riferimento prima è un riferimento legato al profilo e alla tipologia della carta che si può realizzare. Sotto vediamo la banda magnetica, quelle tre tracce a cui facevo riferimento prima che possono essere arricchite. Il tasto scatta che permette di aggiungere una foto. Questo sempre è un altro passaggio. Nel caso in cui si voglia effettivamente stampare, c'è un semplice preview che porta a questo risultato. In questo screenshot si vede la postazione di emissione che di fatto stampa la carta. Quando si stampa la carta, intendo dire che una volta che vengono verificate tutte le informazioni su Hack Directory che siano coerenti, una volta che vengono verificati che il profilo sia corretto, che un po' tutte le cose locali siano corrette, viene fatta real time una richiesta verso Actalis, quindi verso i web service della Certification Authority. In questo modo vengono generati la coppia di chiavi uniche che rimarranno nella smart card, chiave pubblica poi chiave privata, e che vengono generati, ripeto, real time. Che cosa può succedere? C'era prima un'osservazione su alcune difficoltà che noi abbiamo preso in carico, che è quello ad esempio della necessità di avere una connessione sicuramente stabile verso la Certification Authority, perché quando si fanno queste richieste i web service, ripeto, rispondono real time, cioè è proprio in questo momento che la Certification Authority preleva i dati, a sua volta ne fa una verifica e rilascia la coppia dei certificati che viene memorizzata nella smart card proprio in questo momento. Quindi quando si parla di problemi, ecco, di timeout e quant'altro, appaiono proprio in questa fase. Tra l'altro è possibile, abbiamo lasciato sempre nel discorso della flessibilità, abbiamo realizzato anche, questo in particolare non è il classico caso di stampa generico, ma è stampa con opzioni, cioè la possibilità di poter realizzare carte ad esempio che mancano della grafica piuttosto del codice imiferro della banda magnetica. Questo possono risolvere quel 5% di problemi spiccioli che magari anche oggi non sono usciti, perché
io anche per esperienza, nella realtà di tutti i giorni, i problemi sono tantissimi nelle emissioni delle carte. Possono essere necessarie stampare per esempio dei badge che non hanno alcun valore, quindi senza certificato, senza valore di banda magnetica. Pensiamo a un operatore esterno che deve lavorare presso la struttura ed avere accesso solo a sistemi con banda magnetica. Quindi che cosa faccio? Non gli metto dentro il certificato di autenticazione e sottoscrizione, oppure ancora fare dei profili grafici che non hanno nulla a che fare con la gestione di queste carte, quindi avere un layout ad esempio che si usa per un'altra tipologia di operatori. Quindi quello che abbiamo fatto è di dire di default io stampo una carta, perdonate il tempo, FDCOS, quindi con quelle caratteristiche, però ho la possibilità di andare incontro a queste diverse esigenze. Quindi abbiamo detto questi oggetti, quindi abbiamo una smart card da una parte, una postazione di emissione, uno smart sec server. Questi tre elementi di cui uno rimane nascosto, che è il sistema smart, perché fa, diciamoci tra di noi, cioè proprio il lavoro sporco, mettiamola così, cioè quello che si occupa di realizzare all'interno della struttura una certification authority di secondo livello. Fa il lavoro sporco in che senso? Perché non lo vediamo agire sulla postazione di emissioni o sulle smart, ma di fatto il vero lavoro lo fa lui, nel senso che dà, abbiamo detto, vita alla postazione di emissione perché gli permette di andare sui server, sull'architetto e via dicendo. Dà valore alla smart card perché permette di entrare ad esempio sui PC. Lo fa in che modo? Prendendosi carico dell'autenticazione utente in fase di login. Normalmente quando si fa username e password, questa username e password viene richiesta ai sistemi Microsoft, ai domain controller, che ne fanno la verifica e danno l'ok a entrare sul dominio. Nel momento in cui c'è lo smart sec si ha un trust sostanzialmente di una CA particolare che è all'interno dello nostro smart sec sul domain controller. Quindi questo che cosa vuol dire? Che sui vostri PC continuerà a funzionare username e password, però se viene rilevata la presenza di un lettore e di una smart card, chiaramente di quelle abilitate, con l'aggiunta del PIN che cosa succede? C'è una sostituzione, diciamo un controllo di certification authority di secondo livello che effettua lo smart, quindi per intenderci la richiesta non viene fatta più al domain controller ma viene fatta allo smart sec. Lo smart sec verifica che chiaramente si tratti di un certificato valido con determinate caratteristiche e poi una volta che si assicura che Mario Rossi è veramente Mario Rossi fa la richiesta verso Architectory, la quale come username e password verifica che l'utente sia effettivamente esistente su Architectory, effettivamente abbia la possibilità di accedere a quel PC. Noi quello che cerchiamo di fare non sostituire gli strumenti base di Microsoft, ma aggiungere funzionalità. Quindi nel caso specifico, anche lato PC, non attacchiamo la gina dei vecchi sistemi XP o i sistemi nuovi di logon di Windows 7, ma quello che facciamo è installare un CSP che fa appunto che abilita appunto la richiesta verso lo smart e quindi poi verso il domain controller di richieste basate sul certificato. E lo riusciamo a fare tra l'altro anche con queste CNS dove il certificato non è nostro tra l'altro ma è di una CA esterna. Questi tre oggetti assieme arrivano quindi a fare chiaramente firma digitale, l'abbiamo detto tante volte, accesso a strutture fisiche, a badge di riconoscimento. L'obiettivo chiaramente è quello di portare un DB anagrafico unificato in Architectory, nel futuro un sistema parallelo come Sigma sempre unito alle gestioni anagrafiche sempre in Architectory, certificato di autenticazione per risorse esterne, quindi come cartellino di timbratura. Quindi sostanzialmente questa è un po' l'architettura a grosse linee di quello che andiamo a fare. Quindi abbiamo sostanzialmente questi server che abbiamo detto fanno questo lavoro sporco di gestione da una parte della postazione emissione, accesso logico, quello di cui facevo riferimento prima, o accesso fisico sempre mappato però in Architectory. Quindi solito discorso, spengo Mario Rossi su Architectory, me lo trovo disabilitato sui diversi sistemi, a patto che chiaramente nel caso specifico degli accessi fisici ci sia questa connessione con Architectory. Chiudo velocemente con un'estensione, quindi con le potenzialità
Prima sentivo dire appunto che si può anche arrivare ad esempio a meccanismi in cui io tolgo la smart card, esco dalla sessione di lavoro. In realtà il mondo è veramente enorme, noi ci lavoriamo tanto su questo proprio per dare valore alle smart card. Uno di questi esempi è proprio il single sign-on, quindi non solo entro sul PC con quella carta di cui stavo parlando, ma entro sugli applicativi, sempre inserendo il PIN. E gestendo chiaramente il cambio password, oppure arrivare in una rete aziendale da remoto, sempre con questa smart card, oppure ad esempio la gestione del single sign-off, cosa che è spesso molto importante, cioè io entro in una sessione di lavoro, apro le mie applicazioni con il PIN, le uso, tiro fuori la carta, però non esco dal PC, chiudo solo le applicazioni e quindi la sessione di lavoro rimane attiva. Perché? Per velocità, perché nel mondo reale la gente non può aspettare un log off completo di Windows per poi rientrare con login da capo, ci vogliono 20 minuti. Questo è un sistema che assicura una sicurezza anche di monitoraggio, perché prima sentivo parlare anche del sistema di monitoraggio. Tutte queste azioni che vengono effettuate con la smart card sono di fatto loggate. Allora che cosa succede? Che anche se io parlo di un utente generico, sempre lo stesso utente che usa la sessione di lavoro, però avendo il log di tutti questi single sign-on e il single sign-off, anche un utente generico paradossalmente diventa un utente specifico, perché di fatto il tracciamento e l'accesso, il monitoraggio dell'accesso alle singole applicazioni. Questo significa anche che quando io firmo all'interno di una struttura perché sono entrato in quell'applicativo, anche se sono entrato con un utente generico, in questo modo ho la tracciabilità comunque, quindi in un eventuale processo, in un'eventuale discussione, ho a mia disposizione una serie enorme di dati che posso portare a mio favore.